Sulle cave una nuova legge e una nuova programmazione degli interventi. Quali sono le priorità, del Partito Democratico in questo settore? Ne parliamo con Claudio Niero, che è vicepresidente della Commissione Ambiente. Io credo che a 30 anni di distanza, in considerazione sia delle modificate condizioni per cui lo sviluppo ha determinato, sia per una maggiore, qualche misura, sensibilità di tutela del territorio, ecco, la nuova legge che sostituisce la vecchia 44 dell'82 non possa essere peggiore di quella di allora da questo punto di vista, e quindi all'interno di essa si devono trovare tutte le tutele del territorio e dei cittadini che ci vengono richieste, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento invece è riferito alla programmazione delle attività di cava, quindi al PRAC, che francamente deve essere in qualche misura riconsiderato, perché non può essere inserito su un modello di sviluppo che ormai non esiste più nel Veneto, non può considerare come elemento di media la bolla speculativa che ha avuto il mondo delle costruzioni all'inizio degli anni 2000, e deve riconsiderare il maggior apporto che possono dare i materiali riciclati da demolizione e ricostruzione, che invece vengono da questo punto di vista considerati ancora in maniera insufficiente. Io credo che se il piano e la programmazione avrà il coraggio di assumere, diciamo, questi elementi e questi obiettivi, allora potremo avere anche nel Veneto una ragione utile al Veneto, e in risposta anche alle esigenze delle tante articolazioni che sono presenti e interessi che sono presenti attorno a questa attività. Altrimenti io credo che rischiamo di non dare una cosa utile al Veneto, non dare una legge utile al Veneto, non dare una programmazione utile al Veneto.